ringrazio innanzitutto la stampa presente, ma soprattutto la Proloco di Donada e tutti i suoi volontari e il suo direttivo. Non solo sono appunto di ritorno da una bella cena in cui si è festeggiato un traguardo importante, un compleanno, ma sono di ritorno da Roma, dal Senato, dove sono stati premiati in maniera diretta dall'UPI nazionale, dalla massima istituzione italiana, che è quella appunto data dal Senato, quindi il senatore De Poli e dal ministro del turismo, e anche vi era il consigliere dell'ENI, quindi dell'Ente Nazionale del Turismo, una cosa che è stata fatta, devo dire, in pompa magna. Solo 18 Proloco sono state insignite di questo marchio di eccellenza. Oggi però siamo qui perché vogliamo insieme dare l'importanza che merita al traguardo raggiunto da questa organizzazione di volontari, che è quella appunto dei 55 anni. Pensiamo solamente che l'UNPLI nasce 60 anni fa, giusto Rino? Di più? Di più? No, l'UNPLI nasce 60 anni fa, però sì. Le Proloco hanno una datazione di ultra centenario. Pensiamo però che l'UNPLI in maniera ufficiale nasce 60 anni fa, la Proloco di Donada, caspita, a 55 anni, quindi vuol dire che 5 anni dopo il territorio qui era pronto. Io sono sempre a ringraziare chi ci mette il suo impegno, la sua passione, il suo amore per la propria terra per comunque promuoverla in varie forme. Spesso si sottovaluta la potenzialità della sagra, anche diciamo la potenzialità non solo in termini di attrattività e anche economica, ma soprattutto culturale, perché la sagra, ricordiamoci sempre, che parte dalle nostre radici, dalle nostre tradizioni e si proietta nel futuro per mantenerle. Il territorio è grande perché sono grandi le persone. Il territorio può essere bello e bellissimo, ma se non ha le persone che lo valorizzano, non potrà essere giustamente riconosciuto. Quindi quello che io posso fare in questo momento è soltanto ringraziare questo gruppo di volontari che da tanti anni, 55, ma sicuramente chissà quanti siete stati in 55 anni a susseguirsi, avete avuto il coraggio e avete trovato il tempo per organizzare tante belle cose. Il mio augurio può essere soltanto di poter continuare a lavorare, ricordandovi che l'amministrazione è e sarà al vostro fianco e come assessore alle Proloco mi metto a disposizione per qualsiasi cosa voi vogliate fare. Sinceramente mi sento anche commossa questa mattina, non solo perché si festeggiano 55 anni e non sono pochi. 55 anni di associazionismo significa avere anche la forza di restare insieme, la costanza e la tenacia di restare insieme, perché non sempre la collaborazione o il vivere insieme porta frutti duraturi. È nella vita quotidiana questo. Quindi mi sento veramente commossa e ringrazio tutti i miei soci e volontari che sono qui stamattina, ma che sono qui col cuore perché tanti lavorano e quindi non sono presenti. Dall'altra parte sono anche emozionata ed è il riconoscimento che sicuramente ci rende molto orgogliosi. È la prima volta per noi che siamo in questo contesto, quindi è doppiamente una grande soddisfazione. C'è da dire anche che in ogni caso nei nostri 55 anni, forse per fortuna o per capacità o per dedizione e passione massima, siamo stati fortunati ad avere sempre la massima collaborazione con ogni amministrazione che si è avvicinata. Da prima quando era Proloco di Donada, cioè quando era Donada e Pontarina, adesso che è Portoviro. Essere il Proloco di Donada non vuol dire essere un'associazione a sé che non si interessi anche dell'altro territorio. Ovviamente, come ha detto bene il sindaco, abbiamo una storia ed è giusto valorizzarla. 55 anni per noi abbiamo una storia.